70 casi positivi al Covid-19 registrati da inizio luglio ad oggi nell'area di competenza dell'ULSS 4 Veneto Orientale. Di questi 61 sono stranieri e 9 italiani. Sono i dati aggiornati presentati questa mattina in conferenza stampa dall'azienda sanitaria, che sottolinea comunque l'assenza di pericoli nel nostro territorio. La situazione è assolutamente sotto controllo. Il numero dei positivi che sono all'interno dell'azienda dell'ULSS 4 Veneto Orientale sono pochissimi, sono 70, che tolti quelli della Croce Rossa e tolto il cluster dei bengalesi, che sono entrambi adesso sotto controllo, parliamo veramente di una manciata di persone, che sono soprattutto badanti o persone che vengono da paesi stranieri, soprattutto dai Balcani in questo momento, e che rientrano a lavorare qui nel nostro territorio, soprattutto perché fanno le badanti. A tutte queste noi diciamo alle famiglie che li accolgono di mandarli al Dipartimento di Prevenzione, che è disponibile a fare dei test, proprio perché possono rientrare a svolgere la loro attività di badanti nella maniera più tranquilla per l'anziano, la famiglia e per loro stesse. Punto diverso invece è quello che riguarda le RSA. Allora, nelle case di riposo il tasso è zero, cioè nessun anziano in questo momento è contagiato del virus. Abbiamo 3 casi di 3 operatori addetti all'assistenza, dipendenti di queste strutture, che si sono ripositivizzati e sono stati rimessi in isolamento, ma anche qui la situazione è veramente molto tranquilla. Dopo il focolaio della Croce Rossa di Jesolo, anche questo circoscritto e sotto controllo con il trasferimento di positivi, sul fronte spiagge l'ULSS 4 rassicura la totale sicurezza. Al pronto soccorso di Jesolo, inoltre, primo in tutto il Veneto, è arrivato anche il test rapido che fornisce il risultato sulla positività al Covid-19 in soli 15 minuti. Nel qual caso il paziente verrà sottoposto a controllo molecolare del tampone all'ospedale di Portogruaro. La situazione anche in spiaggia è veramente tranquilla, manteniamo comunque le regole che ci siamo dati e continueremo a fare una bella vacanza nel mare della costa del Veneto orientale. I nostri punti di primo intervento sul litorale e il nostro sistema di assistenza medica sta lavorando molto bene, abbiamo anche dei test rapidi per fare i tamponi e questo ci permette anche sul litorale di dare una risposta quasi immediata. Invece a Portogruaro tra poco si renderà l'ULSS 4 indipendente da Padova per quanto riguarda i tamponi. Sì, la Regione ci ha comprato una bella macchina nuova che ci permetterà di farci tutti i tamponi, 800 tamponi al giorno qui in casa. Noi nel periodo di massimo crisi arrivavamo a 600 tamponi, quindi con questa macchina siamo pronti a farci tamponi al laboratorio di Portogruaro anche per eventuali ritorni dell'epidemia. Questo ci è molto utile soprattutto per velocizzare i tempi, perché nel giro di molte meno ore riusciamo a dare le risposte sulle positività o negatività.